la vecchiaia. Mi doni la coscia, mi doni gli spadi, li piedi su storte e pieni di gatti, tutti i dolori ce l'ho io e la cinduzzo mi moriu, tutti i dolori ce l'ho io e la cinduzzo mi moriu. Ai 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 ai, sogno stanca, cavatinata, passavo una nottata di passioni, cu chiamava a destra, cu chiamava a sinistra, io a combattere con questi quattro vecchi suolite, non ce la faccio più, appena venne Padre Antonio, se un momento di stipendio, adesso cavo stesso, mi cai un gioco bisogno. Madre mia, cominciamo cavatinata. Chissà, è la prima, la contessa d'un pezzo, che piazza è suelta come non mai. Finalmente! Ancora non ci capita! I signori mi fanno male! Mi fanno ancora! Serata, contessa, e quanto porte caminare le cimiece? E già, pizza che fare, no? Pizza che fare? Tu sai che io carica un essere servita e riverita, un bravissimo fottuto ciliegiu, tu e tu pappinazzo fitoso sue. Lei è sempre gentile nei miei confronti, contessi così giusto. I dica signora Gentile, stava a nome palazzo e morì 1 anno fa. E poi gli ha chiesto 100.000 quote, castanza, mi la pulizia è buona, perché a mia tutto sto brodolazzo mi fa vedere i traumatismi. Punto 1, si chiamano reumatismi e non reumatismi. Reumatismi quando fosse uno, a me me ne vengono 3 e sono reumatismi. Punto 2, lei si lamenta sempre. Io più pulita come ci ha fatto sta stanza, non ce la posso fare, no. Ma poi, io volessi sapere, ma chi ci dà la polvere di me? Oh, ma che cosa vuoi, Enza? A me tutto sto brodolazzo mi fa vedere i granchi del piede. Oh, Ma insomma, prima ci fa venire i reumatismi, ora granchi a finire, contessa. ma sei stonata, oh! Ma voi che ha parlato dei granchi? Ma aspetta, suonando sogno io. Avete quantate che conosce, ave! Campania con voi che cade voce! La mattina fino a sera, capisse? Come posso più? Ma magari vorreste che lascio! Ti sento fino a tua stanza! Oh, posso dormire, che mi sento... che mi sento confusa! Sì, una picchiazza rumoriosa e canceranno ogni posso più! Questa è Nunzia Curatella, la più giovane della casa, almeno questo è quello che dice lei. La contessa, sogno come un canicatta. Picchiazza mia! Ma da lei cuparro! A piccirica, parlo a piccirica! Sai, io sogno piccirietta! Che me 75 anni! A Chiara, a Chiara! Chi mi 70
italiano, sai? Invece di ringraziare la buonaiuta di tuo marito, capilo so, nome picciole di chiazza che piata compriamo giù. Perché tu per essere in aliera, una, i fascisti carici puntano la gente con Tu sì, meriosa e gelosa di me piccoli, mortazza di fame con Sergio. Ma perché te ne vai da lì? Me la sapete quieta? Ma perché te ne vai? Strusa! io qui tazze famo non ci sogno, sai, contessa. Io? Un po' che bella pensione che me la so, guardi. E a differenza tua io aspetto che bello picciottietto perché io mi voglio maritare. Ma quando sentuola, ma fare bene, mi fa problemi. Sa maritare, la piccina sa maritare. Dai, eccolo! Tu la finire non prendere, aiutate! Lottiamo! Che ti mano, dai! Basta! Ora mi non chiara! Se tra mille gocce ragazzi mi sta seccando pure la lingua. Devi staccare la lingua, speriamo signori! A te te l'hanno a trovare domani il tuo cucino. La tivilla tutta sciappa, che mi fa bene! Che l'aria! Ma che ci metti? Che l'aria buona! Mi la bere! Beh, tutta te la bere! Che l'aria! Ma chi sta pulendo quest'acqua? Ma che antica! Ma che suono, ma che un cervello! Suona! Finalmente sta respirando un'antica! Finalmente! Che ci vuole? Pace bene, buongiorno, donzelle. Sempre belle attive come vedo, eh? Questa. Sì, ma che Antonio mi dica! Ma dimmi un po', ma ci lasciate le gocce? E c'è che cazzo a fare? Ma che mattinata, perché chi sono tuoi sono con tutte queste gocce? Sai, Padre Antonio, ma si stavano sciagliando come le cane! Non sai, cachisse per mia. Sono piccoli che camminano, devono campare più possibile, capito ora? Vorrei sapere un i mascoli. Come sto io, ma? I mascoli sono cucciati, lasciamo di più me. Ma non si preoccupare, che ho di mangiare i succhiari che hanno fame. Tanta fame, Ale. Come si? Buongiorno! Cosa? Sì, ma lei qua, lei qua. Padre Antonio, come chi sono? Ah, padre Nicola. Buongiorno! Ma facissimo una bella rurmuta! Ma tanto! Sarete sazze con tutto il suo sogno, eh? Ma quali sazi? Io sto morendo, lo petito. Ma quando è che si fa colazione carinta? Quando? Fra poco! Ma Giancarlo, ma che ora è? Ma che la circa meno quasi? Non dormire. La certo. Ma Giantonio, ma stamattina io mi è uscito un biscotto. Se ne può avere, hai un petto sulla scopa. Ma certo, 2 biscotti per noi! Non ascolta a me, meglio uno, un po' di scacuto tacchiano colesterolo, capisci? Quindi meglio uno, manteniamoci leggeri. Chiamato Antonio!
Ma se può sapere quei cogni mattina la muccia con la merentiera? Ma quella te l'ha ammucciata, sapete non me la mettisse e tu scoitai, Ugo. Ragione avevo, tanto. Scusa, a prendere la siede, scendere su un po'. Ma parlare tante e che a controllare chi? Caro Ugo, vedo di quanta che sei qua in questa casa, vai migliorando. Isso pure Pietro si chiama Ugo Nacina e facevo vino insieme alla soffiata. Piensa sempre femmine e anziché da maniaco. Comunque, facevo che si scorda appena avevo tutto, c'è a dire che mi ha dato la pinnola blu. La pinnola blu? Ugo, calma, prima vedremo l'esito dell'esame e poi se ne parla, giusto? Piuttosto dimmi una cosa, Luciano, dov'è? Tanto non mi parlassi Luciano, un parlo più, o voglio nessuno la messanza. Ma anche tu stai andando a cantare la musica di Ciari, non se ne può più. Ma chissà che se può, ma che fa abbiamo qua? Ma quale riposo? Questa è a casa di un malo riposo! Urasti, ma lei pure? Padre Antonio sente, Dico io Padre Antonio! Sì. Mamma è venuto per due picciutti e da sta casa ci sta facendo un regalino! non ci crederà, ma proprio fa poco, oggi deve venire un cristiano a recuperare secca. Deve venire un cristiano, dice che è tutto un programma a periodo di quanto è più impante. Vero! È un ex fornaio. Che succede? Si sente male? Un fognato! Certo. Un fognato! A vedere il castare! Una dammiata sogna la contessa! Ma cosa ne voglio? Ma come Ma tu sai che perché ti faccio a vecchieria? Ugo è Ugo. allora Padre Antonio! Allora io mi faccio cubbietta, perché appena il suo picciottetto che va bene di mi vedi, si innamora di un mio ci sentirà poi che ci Quando si mangia, voglio un calzone, un'arancina, un sospettino e un quaitino di qualità, di qualità. Questo è l'ultimo dei quattro. Si chiama Luciano Panza e faceva il cantante lirico. Pensate che convinto che un giorno farà un concerto con Pavarotti. Quante volte ve le dire, quello quando finisci di cantare, voglio fatto un applauso. Soprattutto le tue annunzio, amore mio. Luciano, tu ti viste che dormiamo alla salire? No, Luciano, sta cantando ma contista, canta ma contista, ma. No, ed è brutta e rivoluta. Ti canna cosa dove sta Basta, Moni.
Ora devi venire da Rincia che Enza mi prepara la colazione e poi sei nata pranzo e cena Enza mi prepara pesce e pasta con brodo di pesce. Meno male, a forza di mangiare verdura vuol dire vai come mi stavo dicendo tutta parte. Forza, cacciamo stanza, vai, forza! Forza! Aspetta, occhiali vicini! Luciano! Alla spadina, Luciano! Conte sta zabbana, conte, Uno, la sessana, uno, dobbiamo fare la camata di rusciare! La sessana, Ma lei è? Padre Antonio. Ma che mi cuore? Enza, Mamma guarda qua. Ma Padre Antonio, ma mi dicessi una cosa? Dimmi, Ma sto pesce che ha cucinato è nata on? ma che vuol dire, Enza? Ieri non ho comprato un bello pacco di bastoncini Findus per te. Aspetta, ma scusate, Padre Antonio, un pesce sui bastoncini. Che c'è? Io proprio la pasta non piglio. Ma c'è in genere tutte cose, ma chi bene sa fare io non lo so. Allora, pigli un bello pignatone, Enzi più bella china d'acqua e ci metti i bastoncini di rino. La fa cogliere bella a messere fino a che l'acqua ne esce fuori, poi ne esce i bastoncini e ci cala la pasta. Poi, visto che i bastoncini sono 6, ce ne do uno e mezzo l'uomo. Vabbè, ho capito, Padre Antonio, è meglio che va a preparare la colazione. La prepara la colazione tu, che tu inchi, latte, caffè, ci fa mettere una mano di spagna, ma chi non di spagna, ora ci penso io, caffè qua. Ma stiamo babbiando! Ma che cazzo è chi? Vabbè, è meglio che mi faccio i fatti miei, se no mi licenzia pure. Abbiamo guerra maturata. Ciao! Tu sì, Jessica. Come stai? Ancora a casa va, giorni sei più! Ma non è ieri che già va più un cenno. Per una 700 euro, per tutta è nata, qualche volta pure a notte, e mi accontentato, non hai niente che faccio. Suo padrino non ti chiazzo con cennè, ma se ti trovo qualche cosa io a cucina, ricca te ne vai bello presto. Ma perché un quadrifoto principale? Oh, scusami, ma quanto piglia la lavanderia? 500 euro, ma me la aumenterò appena mio marito. E io ti piglio 700, non è meglio che adesso qua! Ma, stai adesso suocero, ma... Se è vero, pigli e chiassare mia, ma almeno io un commatto questi vecchi soliti e questo padrino per finta, che pure per confessare si fa fare. 50 centesimi a peccato, ma è normale secondo te? Cavoli, Jessica, tu sai che paparrucchia, non te lamentare. Ma quale parrocchia, chi tu fa passa sacchi a te, tu sei meglio mia. Questo va a essere l'ospite che aspettava Padre Antonio. Aspetta che ci va dato. Buongiorno, la stavata. Buonasera signori! Mi chiamo Giovanni Scantato e mio figlio me lo so cazzo! Piacere, Enza Melodia. Uno capo buono, signori, a me mi potesse con un capo buono, che dici? Melodia. Ma chi alzo ora, signori? Ma sora che cosa? Non mi darò buono, ma io a lei chi c'è dare? Magari qualche anno fa, posso capire, ma ora chi c'è? A lei? Lei a mia, non mi va a dare niente. Sassi, cazzi. Cacciamo a Padre Antonio. Ma manca arrivo chi sta buono, ma lo dico. Ma anche arrivò e già cominciò. Senti Jessica, io la chiamo a Padre Antonio, è meglio che se ne va che ci sarà nato. Vira a Cristo. Ciao. Ma vira a Cristo, ma per che cosa verità, ma? Signora, mi dicesse una cosa, ma lei pure sa recuperare, non sa tonno pecca. Ma quale tu? Non vedi che sogno giovane, vieni a trovare a mia cucina. Che vuole, ma scusate, sì, io ve ne caccio io più buono. Purtroppo con l'anno pezza la sensibilizzazione delle arti di sopra, ma soprattutto delle arti di sopra. Se si cambia, che tu cacci funziona a lei, non mi interessa proprio neanche. Ma per a schizzo, quanto me ne vai? Com'è che mia cucina ne ci porta e carente ancora non lo so. Facciamo togliere nessuno
là così, e che ci resa? Che fa? Ho fanneo. Io ho tutto cosa addormesciuto e spaccia sta da bene. Carissimo Giovanni, benvenuto nella mia umile casa di riposo. E chi sto qua? Lei qua? Come ne so? Sono Padre Antonio, il proprietario di questa casa di riposo. E tu sei mio fratello. Una cominciamo che io fratonnare, solo suono, mi sta confondendo già carino. Siamo tutti fratelli. Va bene, dai, iniziamo. Facciamo una bella scheda d'ingresso così poi ti assegno la stanza, va Ma se non bene? spicciamo che io già sono il sangue, Io chi sa come fare se... Va bene, allora, iniziamo. Nome e cognome. Mi chiamo Giovanna Scanta. Oh, Scanta. Giovanni Scantato di anni 87 e 11 mesi. 88. 87 e 11 mesi, no cominciamo, 88 sono mio grannoso sono. Va bene. Che lavoro facevi, Giovanni? Facevo qui in là. Onestamente ero numero uno, come allungavo Toscanino io non allungavo nulla. Come allungavo Toscanino tu, a me non mi riguarda. Va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Giovanni, dove stai andando? Che volesse lei, andiamo avanti, andiamo avanti. Ma che Che belle parole! Che c'entra? Andiamo avanti in senso lato. Giovanni, vieni dietro. Ma ne come più io? E insomma le va a pigliare per festa, mia, non capito? Andiamo avanti! E andiamo avanti, un minuto amico, mi date di mirare. Giovanni, andiamo avanti con le domande, un minuto. Ora pigliamo in vai, tu stai dicendo Ma prima. dove E vai? calcio che serve poco. Andiamo avanti con delle domande un po' più intime. Sei incontinente? Ma però la segno un po' di nuovo romano. Giovanni! Ma capisci? Ah, piscio, sei lo fanno lì. Non fanno loro. Ma no pannolone, quando era giovane, ora abbiamo abbasso pannolone. Un'altra domanda. Sei intollerante? E chi c'entra di qua sette con l'intollerante? Giovanni, sei intollerante? Un po'. Ma che vuoi dire un po' con po'? Ma che vuoi dire intollerante quando saccio l'entriate elementare? Che vuoi dire intollerante? Voglio dire, puoi mangiare tutto o c'è qualcosa che ti fa male, qualche cibo? Ah, ora lo capivo, sai, a banana mi fa bunciare tutto. E pure i bastoncini finto se mi fanno bunciare. Va bene, vuol dire secondo me, caro Giovanni, oggi una bella giornata di dieta, male non si fa. Ma tu già si mi mangiare, va bene. Consideriamo i valori, va bene. Ma mi diceste una cosa, ma carino, in questa casa c'è un dottore, se mi avesse a sentire male, sappi, io un po' spesso mi sento male. C'è un dottore, caro Giovanni, che non può finire, però vedrai, ti farà una bella visita. Va bene. Ah, a posto, abbiamo finito. Adesso, per iniziare, diciamo, una piccola quota di anticipo, giusto per i bisogni della parrocchia, 1.500 euro. Va Picca bene? si piglia chi? Sono 1.500 euro. Ma figlio mi ha detto questo cosa, dice dai, raccello al suo padrino, dice. 1.500 Padre Antonio. Va bene, a posto, va bene. Adesso chiama Enza e ti faccio accompagnare nella La monica strada. mi chiede a questa sogno troppo santo. Enza! Accompagna qui l'amico mio, signor Giovanni, nella sua stanza. Sì, Padre Antonio. Signorina, c'è con una cosa. Io vado a Rinza, ma coico, e le mie c'è la melodia perché non ci posso fare proprio neanche.
chi mi stai capendo più niente, me lo dia, me la do, me la tengo, me la Questo secondo me ve lo piccano. Oh, prego, a bellezza, la freschizza del dottore Catania. Ma sei nata che fa anticipo? Padre Antonio, ieri appo un controllo di laser. Voi non sapete perché scrivo tutti questi medicinali a quattro assistiti miei? In che senso, dottore? In che senso? Ce ne dico io senso. In pratica hanno sospetti che noi truffiamo l'ASL. No, caro dottore, truffare è peccato. Assai, noi facciamo lievitare le medicine ed è un po' diverso. Padre Antonio, non può essere più, noi cerchiamo di mangiare una regolata. Può essere, no. Sette non arriva? No. Ma vuoi dire, ora che finora che c'è aiuto buona a tutto a posto, ora che cosa incomincia lei le dice non... Vabbè, io gli spiego una cosa. Se lei non scrive le medicine, io la farmacia dice che tu non ce ne puoi, giusto? Di conseguenza, la farmacia a me picciolo un mennerone. Io a lei picciolo non ce ne posso dare. E lei alla sua amante picciolo non ce ne può dare una bocca un parecchio. È tutto un filologico. Padre Antonio, lei però a parlare più picca. Ma lei su mangia il saripuccio arriva a ricchi mia moglie. La colpa è mia che mi confessavo con lei. Dottor, io so per lei, dottor. Ancora, devo a un becchio. Che è tutto un programma! A chi ci potevo scrivere a qualsiasi, l'ha capito! Cioè, in questa casa arrivano sempre i miei. Vabbè. Vabbè, io vado a posto, ne vedremo più tardi. Vabbè, la salute. Arrivederci. A fare un Babbo Natale, poi se aspetto piccola la destra a sinistra. Ma... Insegnata, guarda. Buongiorno, La gioia mia, come stai? a posto. Che ti chiamo qualcuno? Se la nipote della contessa mi disse che la sua zia vuole farsi l'ugna. Lunga. Se. Però io prima voglio parlare con lei. Un mio. Le voglio confessare